Oggi festeggiamo il primo anno dell'associazione Corte delle Rose da quando è nata, un anno fa. Siamo partiti con 26 negozi associati e questa è una vittoria nostra che ci tengo a dire, e oggi ne presentiamo 43 perché siamo diventati bravi, abbiamo allargato i nostri confini, siamo andati in Corso Mazzini. Abbiamo fatto bene anche in Corso Mazzini, ci hanno premiato e quindi adesso abbiamo i 10 negozi Corso Mazzini che sono associati a Corte delle Rose. Quindi l'associazione Corte delle Rose diciamo che sta un po' uscendo pian pianino dal nido. Un anno di tante soddisfazioni, di tanti eventi, di tante collaborazioni dalla LILT. Nel sociale l'amministrazione comunale ci ha sempre appoggiato e abbiamo lavorato molto bene. Non dimentichiamo il comandante Claudio Malamace che ci ha aiutato tanto per quanto riguarda la sicurezza del territorio, sulla sicurezza del vicinato, e poi una cosa che ci tengo a dire in questa giornata, che abbiamo anche tanti associati, cioè tante persone che si sono associate per darci un aiuto economico, associandosi proprio all'associazione con la tessera nostra, che poi nei negozi di Corte delle Rose ha i suoi vantaggi. Ora, quest'anno ci sarà un altro compleanno molto importante che sono i 30 anni di Corte delle Rose, 30 anni che questa costruzione è stata fatta, inaugurata col primo negozio che ha aperto il 1° ottobre, quindi a settembre faremo una grande festa per festeggiare proprio questi 30 anni di Corte. Questo è uno degli eventi che ci teniamo, per non farci mancare nulla, la nostra cena in rosa che farà fatta il 26 maggio e il 7 ottobre la sfilata della LILT.